quando vado a camminare vedo sempre le piante, il legno e poi penso se taglio quella pianta lì posso fare un tavolo, posso fare una cassapanca e quindi sempre fonte di ispirazione e fonte anche di risorse perché comunque il nostro legname lo prendiamo sempre dal nostro posto, quindi qui dalla Lessinia. E lavorare in Lessinia è lavorare un po' in una zona mediamente montana e dove si sta bene sia d'estate che d'inverno. Ti dà una sensazione completa di tutte quante le stagioni. Il legno in Lessinia è un riscoprire le nostre terre, praticamente con i legni che ci sono nella nostra zona riscopriamo quello che anche facevano nel passato, quindi magari un vecchio carro fatto con la perlara, fatto con il legno di acacia, che sono legni duri, resistenti, che nascono proprio qui e una volta facevano appunto gli attrezzi anche per la campagna, proprio tutto quanto con il legno che c'era qua. Ci sono tantissimi tipi di legno diversi e abbastanza sottovalutati. Abbiamo tigli, betulle, ciliegi, noce di qualsiasi genere e basta solo riuscire a utilizzarli nel modo giusto. Un tempo, nel nostro passato, i legni che venivano usati erano sempre legni che si trovavano nelle vicinanze, quindi se nella corte c'era un pero, il tavolo veniva fatto di pero. Se serviva per fare piatti, scudelle e oggetti per la cucina si usava il faggio, che comunque era sempre nei nostri boschi. Sarebbe bello scoprire le nostre generazioni passate quanto hanno tribulato per fare la lavorazione del legno nostrano.